Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo con il sindaco Francesco Siviero per sapere la situazione Covid nel suo comune. Attualmente il nostro comune registra 51 persone positive al coronavirus, di cui 2 di queste persone sono ricoverate presso strutture ospedaliere e quindi insomma facciamo un in bocca al lupo di pronta guarigione a tutti quanti. I numeri in questo momento sono lievemente in calo rispetto alle settimane scorse, avevamo raggiunto un picco di quasi 70 persone, però siamo in attesa di conoscere altri esiti dei tamponi che vanno fatti in questi giorni anche presso le scuole, in modo da avere un quadro un po' più generale. Come sapete, anche presso il nostro istituto comprensivo sono state riscontrate delle positività, sia per quanto riguarda gli alunni che per quanto riguarda gli insegnanti, e quindi la situazione continua ad essere monitorata, soprattutto da USCA, che è l'ufficio preposto a parte di ASL ai controlli del caso con i tamponi. Capiamo benissimo che tante notizie delle volte arrivano in ritardo, però purtroppo la mole di lavoro è veramente importante e quindi delle volte anche reperire informazioni anche la domenica magari alle 6 o alle 7 di sera è una cosa abbastanza normale, perché comunque purtroppo il processo di verifica e i protocolli da mettere in atto sono abbastanza pesanti. Di questi sindaco quanti vaccinati e quanti non vaccinati, lo sa? Ovviamente, come già detto più volte, non è un dato in nostro possesso, nel senso a noi come responsabili della sanità pubblica ci vengono forniti i dati delle persone che risultano positive, delle persone che risultano ricoverate, delle persone che risultano guarite dal Covid, in modo anche da poter mettere in atto tutti i controlli del caso, soprattutto sul fatto di chi magari abbandona il proprio domicilio o quant'altro, e anche per sapere com'è l'evolversi della malattia, essendo insomma nostra competenza, però ovviamente non possiamo sapere, non ci vengono forniti i dati di chi è vaccinato e chi non è vaccinato. Quindi diciamolo una volta per tutte, questi dati, che in più sono anche coperti da privacy, a noi come sindaci non ci vengono forniti e presumo non ce li abbia neanche ASL, che comunque carica i dati sul portale, perché comunque non sono dati che per noi sono necessari per quello che è il nostro ruolo. Ecco.